Siamo già qui, già presenti sul palco di Hit Napoli 78, ancora una puntata, ancora tanta musica del Sud, ma soprattutto gli artisti del Sud, perché noi parliamo non soltanto di musica, parliamo di tutto quello che riguarda il Sud. A ogni latitudine del mondo c'è un Sud. Ciao a tutti da Max Giannini, anche da Marianna, vorrei un applauso anche da lei che è la splendida ragazza, e anche da queste splendide ragazze, le numerine, che poi troverete con Savio Cavallo, il Super Ring. Bene, anche stasera apriamo con un ospite, ma non è un solo ospite, sono degli ospiti che io conosco personalmente, siamo stati colleghi per diverso tempo nella stessa radio e stasera li ho rincontrati qui a Hit Napoli 78, voglio presentarvi Te Andria! Ciao. Te Andria! E là, come stai? hai da salutare direttamente la pensata proprio, ha fatto buono. Bella ragazza, Max Giannini. Allora. No, ci inizi a fare i miei colleghi. Siamo stati nella stessa radio per un po' di tempo. Ma io mi affitto che poi quattro in una radio, Allora, Te Andria, solitamente sono dei cabarettisti famosi un po' in tutta Italia. Perché sì, ma perché stiamo a casa? Ecco, però vedo che ci sono degli strumenti. Io stasera ho scoperto che il Musella sa suonare anche la chitarra. Ma tu non hai idea, che solo che lo sa fare. Era destino che facesse l'artista da grande, ma anche voi niente male. Quindi stasera, in veste del tutto insolita, presentate una canzone, vero? Sì, la verità poi non la volevamo proprio presentare, però insomma, visto che avete. Perché questo è un programma musicale, insomma, non volevamo, ecco, deturpare questo tempio della musica. Allora, sì, il tempo è della musica. No, gli artisti del Sud. Allora, la canzone riguarda i computer, della chat, perché Rosario si è fidanzato e sposato tramite la chat. Vabbè, abbiamo fatto questa canzoncina. Vabbè, andiamo a casa tu. Che si chiama Mandami un'email. Mandami un'email. Di Te Andria, mandami un'email. Grazie, mandami un'email, grazie. Ah, è una ragazza, no, non ce l'hai. Sta ancora a casa mamma. Ah, e con le donne non riesce a quagliare. Diciamo che per me le donne sono un po' il sale della vita, ecco, perché. Sì, è una vita che la mangia insieme. Poi dicevo che le donne, perché a me piace tantissimo frequentare le donne mature. Veramente? Che fai? E portarti la pensione. È buono, è buono. Dai la vecchia a parammica. È buono. L'ho conosciuta via chat. Ah, lei si chiamava Chiocciolina Concetta, giornata in coppa internet. ah, e come cresce a bulletta. Ma che mi importa, ma fa impazzire Concetta. Mandami un'email che la metto nel file. Cercami col mouse, tanto sto sempre a casa. Apri la tua chat che ci metto il mio flop. Appena dici tu, facimmo bu 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 bu. Dai, non parla solo, mi piace il mio web. Aprimi comincia a chiamarmi con gli swing. Mi intriga la tua icona. Io so si può. E non ci faccio più, facimmo bu 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 bu. Ma poi fatto bu 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 bu. No, ha fatto ciu. Diciamo che l'amore con Concetta è stato un crescendo, praticamente cresceva solo essa. Ma da credere, ha 180 kg questa ragazza, che l'altro dice che non mi smetto di scrivere solo l'altro. Cioè, non ti preoccupare perché noi, quando ci incontreremo per strada, subito mi riconoscerai perché avrò un fiore sul petto. Ma da credere, non coppa che lupietto, ci sarà un bosco capemondo con tutta Reggia. È esagerato. Un po' grassottella. Però vorrei sfatare un po' questo mito perché con le donne grasse si gode due volte. Veramente? Sì, la prima è quando godi, cioè quando arrivi all'orgasmo. La seconda è quando si leva la cuoca. È buono. Ma voi vi siete conosciuti tu in questa concetta? No, cominciamo con un appuntamento in un bar. Ah, Mo faccio beat, mi porta chitarra. e se vicino un bancone. Ah, papà si hanno allargato portone. Chattiamo con una chiattona. Ah, e internet t'ha fatto bidona. Ma che mi porta, mi fa impazzire Concetta. Mandami un'email che la metto nel file. Cercami con mouse, tanto sto sempre a casa. Apri la tua chat che ci mette il mio flop. Appena dici tu, facimmo bu 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 bu. Bu 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 bu.
Ehi, è fornuta la canzone. Meno male, l'uomo si sta affogando. Grazie. Ma che si Andrea. Il grande Max. Però La presentatrice, un applauso! Marianna! Dove No, parla? grandi, c'è Andrea in una veste insolita. Io ho sentito in radio alcune canzoncine che avete fatto. Devo dire, avete il gusto del non dell'orido, il gusto della musica, voglio dire. Sì, insomma, sì, un gusto della musica. Infatti noi partiamo cantanti, poi ci siamo fermati proprio. Non siamo arrivati mai, grazie! Te Andrea. Allora, che progetti ci sono per il prossimo futuro? In estate dove vi possiamo vedere, dove vi possono Ma in ammirare? estate stiamo trovando a casa. Non è vero, stiamo facendo uno spettacolo, si chiama Quartieri Spagnoli con Carlo Troccolo, Gianfranco Gallo, Ingrid Sansone, insomma ci divertiamo a fare teatro, oltre al cabaret. Scusate se poi. Allora, prossimamente in TV qualche altro progetto? Vi abbiamo visto tutte le scasse, avete scassato tutto. No, abbiamo fatto questo programmino, insomma, una piccola striscia su canale. Voi dite Che si può dire? le scasse, abbiamo fatto là, ma non si può dire. No, l'hai detto. No, ok. No, lo devo dire. Vabbè, Taglia, si può dire. Non siamo spiegati, lo possiamo dire. Diciamo. Taglia. Ci stiamo guardando. No, dicevo, abbiamo fatto questa piccola trasmissione, è andata bene, insomma, fortunatamente, poi è tutta andata bene. La vostra è bellissima. Grazie. Complimenti. La vostra è bella. Troppo buono. Grazie. Quando il cabaret incontra la musica, ci sono i Te Andrea. Grazie. Quando il cabaret incontra la musica. Grazie Te Andrea. Ci vediamo per i saluti finali tra poco. Adesso.